Si hanno notizie di una chiesa dedicata a San Gregorio Magno già dal 1200. Nel 1601, dopo varie insistenze, proprio su questa chiesa venne fondato il convento dei Cappuccini di Valdobbiadene. La chiesa fu ampliata, conservando il presbiterio della chiesuola duecentesca, che ora è divenuto la cappella laterale, e venne edificato il nuovo convento con chiostro e pozzo coperto. Dismesso nel 1769, quando la Serenissima decretò la soppressione di molte realtà religiose. Una chiesetta dedicata a San Floriano esisteva già dal tempo dei Benedettini di Santa Bona, che avevano in Valdobbiadene dei possedimenti. Era un romitorio, cioè una chiesetta isolata che usavano per i periodi di meditazione e di preghiera. Ai tempi in cui la chiesetta era affidata ai frati, fu fissata la festa del 4 maggio, giorno in cui tuttora viene benedetto il sale bovino usato per le mandrie che vengono portate in alpeggio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la chiesa venne ampliata con la cappella dedicata alla Madonna di Fatima, per tenere fede a un voto. La chiesa di Sant'Antonio nasce come cappella gentilizia, annessa al trecentesco Palazzo Sansoviniano di proprietà dei Conti Roveri, nobile famiglia trevisana, che verso il 1300 possedette una castellania. Famiglia questa che conservò poderi in Valdobbiadene fino al 1800. La chiesa, quasi totalmente distrutta durante il primo conflitto mondiale, oggi è un oratorio sempre aperto grazie a volontari che si occupano della sua custodia.